conto alla rovescia che è arrivato a 0 e Autostart che inizia a muoversi per la terza corsa, una prova per i gentleman in salchi a cavalli anziani di discreto livello. In 7 al via. 1 Bacco Baccio, Francesca Consoli, 2 Annina, Otello Zorzetto, 3 Zefir delle Badie e Paolo Bellucci, 4 Velina Jet, Stefano Baldi, 6 Urian Horse, Patrick Romano, 6 Bluff dei Greppi, Nicola Del Rosso, 7 Zeus Stecca, Matteo Zaccherini. Si ritrae Bluff dei Greppi, si ritrae anche Urian Horse. Si parte con la velocità di Bacco Bacciò che cerca di contenere Velina Jet, quale attacca all'esterno. Bacco Bacciò però per il momento mantiene la figura all'interno. Cerca posto Velina Jet, prova a negarglielo Zefir delle Badie, ma trova il posto Stefano Baldi per parcheggiare in seconda posizione. All'esterno subito Zeus Stecca, 14,2 per il lancio e Bacco Bacciò che imposta ritmo molto elevato al comando, guadagnando margine nei confronti di Velina Jet, Zefir delle Badie, Zeus Stecca, Annina, ancora Bluff dei Greppi, mentre alla retroguardia c'è Urian Orsi. I primi 400 se ne sono andati in 28,7, con leader che ha preso decisamente il ritmo, 43,4, mentre sposta Zefir delle Badie mandando in terza Zeus Stecca, quale continua ad avanzare in mezzo alla pista, poi cerca di rimettersi sotto. Tanto Bacco Bacciò ha fatto i primi 800 metri in 58,1 e prosegue a tutta birra il comando. Bacco Bacciò in vantaggio, Velina Jet in seconda posizione, Zefir delle Badie che ha spostato ma non progredisce, deve tornare in terza ruota. Allora Zeus Stecca al chilometro in 1:13,3, con il quale Bacco Bacciò continua nettamente all'avanguardia nei confronti di Velina Jet. Zeus Stecca che prova una progressione ma ha avuto percorso impossibile. Bluff dei Greppi che è chiuso lungo la corda con tanto da dire, prova a infilare di dentro Velina Jet, la dritta di là passata ancora in 14,6 con Bacco Bacciò in vantaggio nei confronti di Velina. Poi Bluff dei Greppi, ancora Zeus Stecca, la piegata conclusiva passata in 15,1 da Bacco Bacciò che è inseguito da Velina Jet, Bluff dei Greppi e Zeus Stecca. Bacco però è ancora in netta evidenza, Bluff che prova a sprintare, Bacco Bacciò in vantaggio, Bluff dei Greppi che arriva ma è tardi, Bacco Bacciò che si salva fino in fondo da Bluff dei Greppi e Urian Horse. Poi Zeus Stecca 1,58 spaccato, 1,13,5 ragguaglio cronometrico, il coast to coast di Bacco Bacciò e Francesca Consoli per il team Hellertal Training e i colori di Francesca Consoli, il successo del 5 anni da leggendario che si insa al comando. Poi scappa tutta strada, 58 il primo, 1 minuto il secondo e non c'è spazio per nessuno. Bluff dei Greppi è secondo, Urian Horse è terzo, successo di Bacco Bacciò e Francesca Consoli.